come sempre. Allora, un buon pomeriggio al pubblico di YouTube che mi segue, al pubblico di Facebook e al pubblico di TikTok. Chiedo scusa per ieri che all'improvviso ho dovuto chiudere la diretta, la live, perché si era scaricato il telefonino, o meglio, si era rotto il cavetto e quindi era caduta la live. Allora, una cosa molto importante, importantissima, durante questa live, più o meno alle 16:30, io andrò ad effettuare una seduta di liberazione di negatività e malocchio, del tutto gratuito. Quindi voi da casa non dovete fare altro di seguire quello che io vi dico. Quindi faremo questa seduta durante la live, dove andrò a liberarvi di ogni forma di negatività e malocchio. Ok? Quindi è un omaggio che io faccio a tutti, una particolare seduta per scaricarvi di queste forme negative. Va bene? Allora, chi desidera parlare con me, munitevi di carta e penna, perché durante il corso di questa live io dirò più volte il numero di telefono per chiamare in diretta live. Non è una live di commenti dove voi potete scrivere, io leggere queste stronzate qua, le lasciamo fare ai cartari che ci sono in giro in questo momento. Quelli hanno tempo da perdere, stanno lì per prendere i follower, stanno lì per prendervi per il culo e quindi hanno tempo da perdere. Andate lì e vedete che comunicate scrivendo in chat. Ma siccome io mi ritengo un professionista, una persona seria, ho disattivato i commenti e chi vuole fare un controllo attraverso la lettura delle carte non deve fare altro di telefonarmi in diretta live e può avere una consulenza professionale con me. Ripeto, alle ore 16:30 più o meno io andrò ad effettuare una seduta per liberarvi di negatività e malocchio. Quindi rimanete in ascolto, perché alle 16:30 faremo questa seduta particolare per liberarvi da ogni forma di negatività, malocchio e negatività. Ok? Quindi non vi resta che aspettare che alle 16:30 farò questa speciale seduta. Nel frattempo potete chiamare in diretta live per avere una consulenza con me. Il numero di telefono, io lo dico sempre, lo potete prendere nel profilo TikTok, trovate un link, cliccateci sopra e lì si apre il mio forum con tutti i numeri di telefono, tutto quello che volete sapere. Però io vado ad elencarvi il numero di telefono, che è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Questa è una live, direi una live dove tutti voi che avete da porre una domanda per qualsiasi tipo di problema potete tranquillamente approfittarne. Non accetto donazioni, quindi non sto qui per i centesimi delle donazioni vostre, non mi servono, ringraziando il Dio. Sto qui del tutto gratuito. Sto qui per donarvi un'ora della mia vita ogni giorno dalle 16 alle 17. Ok? Quindi, se invece volete un consulto nel privato, riservatamente, dove nessuno vi sente,
dove nessuno può sapere i fatti vostri. Nel privato dovete fissare un appuntamento tramite WhatsApp e lì i consulti si pagano, il costo è 30 euro, in privato, senza limiti di tempo. In questa live non dovete pagare niente, è del tutto gratis, dovete solo telefonare al 345 630 81 72. Andiamo a salutare l'amico Francesco Magro che dice: ciao caro maestro. Buon pomeriggio Francesco. Francesco mi sta seguendo su YouTube, quindi un abbraccio all'amico Francesco. Vediamo cosa succede anche su Facebook, diamo un'occhiata per una questione di rispetto e salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo da Facebook alla mia pagina Il Maestro Cleo. Bene. Allora, ripeto, alle ore 16:30 andremo ad effettuare una seduta del tutto gratuito dove vi vado a liberare ognuno di voi da energie negative, da malocchio ed energie negative. Quindi vi andrò ad effettuare questa seduta che faremo io da qui e voi a casa vostra, ognuno di voi, e andrò a liberarvi. Quindi rimanete in linea. Nel frattempo potete chiamarmi per avere un consulto in questa live. 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72. Allora, linee libere, vediamo chi ci chiama. 345 630 81 72 per parlare col maestro Cleo qui presente. Ripeto, alle ore 16:30 andrò ad effettuare una seduta qui in live per liberarvi da ogni forma di negatività e malocchio, quindi vi andrò a purificare corpo, spirito e l'anima, quindi rimanete in ascolto. Vediamo chi ci chiama. Allora, per tutti quelli che la prima volta che mi vedono, voglio specificare chi sono io, il Santone di Avella, il maestro Cleo. Ok, visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Sky, quindi su tutte le TV nazionali. Salutiamo l'amico Massimo che dice buonasera. Buonasera Massimo. Massimo mi sta seguendo da YouTube. Se andate su YouTube e scrivete il Santone di Avella, li vedrete i miei video di 40 anni a oggi. Da quando avevo 20 anni, 19-20 anni, adesso ce n'ho 63, quindi vedete quanti anni sono che io esercito questa mia professione. Sono un operatore, ricercatore di scienze esoteriche, quindi non sono uno che si mette con le carte in mano per prendere follower o per prendere donazioni. Qua in giro su TikTok se ne vedono tantissimi di cartari, io chiamo cartari, coloro che si mettono con le carte in mano senza sapere nemmeno come avviene una lettura dei tarocchi e si mettono lì a raccontarvi solo frottole. Questo è sbagliato perché io vado a difendere quello che è la mia professione, ok? Non funziona così perché si mettono lì con le carte in mano per prendere follower ed è sbagliato. Voi tutti poi andate lì a scrivere, ma scrivere domani, ma che boh. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio, abbassi il volume del telefonino, grazie. Pronto, buonasera. Salve, mi dica. Okay. La sento. Sono Fabiana. Sì. Sì, vorrei sapere qualcosa sul mio ex 7.
Sul tuo ex? Ex uscente. Sì, cosa vuoi sapere? Allora, io ho saputo che lui, tra virgolette, è fidanzato. Vorrei sapere più o meno se è vero, cioè questa cosa qua, no? Da quanto tempo vi siete lasciati? 2 mesi. Allora, vediamo Stavamo uscendo di nuovo, no? Mm-hmm. Allora, gentilmente mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, ho 20 anni. Sì. E sono Capricorno. E lui? Lui ha 21 anni e Scorpione. Ok, allora, non incrociare né gambe né braccia. Fermami da questo momento in poi quando vuoi. Ok. Mi devi fermare? Vai, ferma. Ok. Diciamo che è uno spirito libero. In che senso uno spirito libero? Che ama divertirsi, ama la libertà, ama svolazzare tra un fiore all'altro, perché io vedo che si sente con qualcun'altra, capito? È fidanzato? Si sente con un'altra persona, poi fidanzate, amanti, amici, e si vede con un'altra donna. Sì. Ok? Più. Aspetti, si vede con un'altra persona, quindi con te si farà anche sentire di nuovo con te, perché mi esce che si farà sentire di nuovo con te. Ma mi dice che ne fai di un uomo così, che una volta sta con te, una volta sta con un'altra, cioè ti piace sta cosa? No, quando mai? È perché non vanno a fare come? Come? Come mi chiama a me per sapere? No, Voi donne siete stupide, poi vi lamentate che succedono i guai, non va bene. I guai li fate succedere voi donne, capito? È bravo, perché se ragionare su che il cervello in capo, dici che non fa per me. No, infatti. Perché questa persona una volta sta con una volta sta con un'altra, male che acchiappa sto cristiano. Malamente. Bravo. Vabbè. Se le lavora bene, per stare insieme a una persona vuol dire che in questo momento ci sta bene, poi se ci fa stare e passa pressa. Come tutto quanto. Bravo. Ho capito, va bene, la ringrazio. Ora mia mamma. Stammi bene, ciao. Pronto? Pronto, signora? Buonasera, vuole sapere qualcosa sul mio marito? Tipo? Qualcosa così sul mio marito. Signora, ma voi pensate che io sto qui a spassare voi? Non ho capito. Pensate che io sto qui per spassare a voi? No, quando mai? E allora fatemi una domanda precisa. Io vado ad aprire le carte per la domanda che mi fate. Ok. Se mio marito mi tradisce. Allora, ottima domanda. Andiamo a controllare. Io non so come a tanti che vedete in giro che si mettono a spassare la gente. Io non ho tempo da perdere, avete capito? Quanti anni avete? Che segno siete? Allora, io ho 47 e sono vergine. Vostro marito invece? Sono 54 e che segno è? Tanto.
Perfetto. Allora, da questo momento in poi fermatemi quando volete. Ok, sì. Grazie. Allora, signora, nel passato vostro marito qualche sbaglio l'ha fatto come tanti altri uomini e così via. Però io vi dico che adesso vostro marito c'ha più la testa sulle spalle ed ci tiene alla famiglia e non vuole creare confusione alla propria famiglia. Quindi ci tiene a voi, alla famiglia, a voi personalmente, e mai e poi mai vi farebbe qualcosa di male, perché già se ne ha visto bene un passato. Diciamo che già fai più. Va bene? Sulla casa non credo niente, cioè, giusto? Signora, una domanda. No. La telefonata potete stare completamente. È chiaro, signor, dobbiamo dare spazio agli altri. Poi dopo vi chiamo un'altra volta. Va bene, arrivederci. Allora, cari amici, non dite che sono scontroso, sono preciso. Amo la precisione e la professionalità. Non amo le baggianate, le stronzate, bla 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 e bla 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 bla. Io amo la serietà e la professionalità, perché questo lavoro lo faccio da oltre 40 anni e lo porto avanti come crescere un bambino. E quindi le cose vanno fatte come dico io. Pronto? Mi rimandi i dati per piacere, che mi ho perso tutto. Senti, sto in live, adesso ti mando subito i dati, va bene? Sto in live. Mamma mia, come devo fare? Vedete, signori miei, io purtroppo il mio lavoro allora chiedo scusa. Allora. Il mio lavoro è fatto di un mondo di pazzi, credetemi. Ai. Vabbè. Allora. Pronto? Sono il signore prima, Michela. Eccomi qua, signor, ditemi. Comunque vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. No, signora, salute no, perché non sono un medico. Scusate. Qualcosa vuole a me? Volete... Sì, ditemi che cosa. Fatemi la domanda e sto a vostra disposizione. Qualcosa sulla famiglia, queste cose qua, No, signor, non ci siamo, mi dovete perdonare, non ci siamo. Allora. Mio marito già me l'ho detto. Sì, se mi deve fare le domande precise, signora, non è che sto qui, tante pabbere, tante per sfizi, non va bene, io voglio aiutare tutto quanto, però dobbiamo fare le cose come le ha creato il nostro Signore Gesù Cristo, non possiamo fare. Voi mi chiamate per sfizio, ma io non sto qui per sfizio. No, quando sfizio, volevo sapere qualcosa vuole a me, personale vuole a me. È personale su che cosa? Fatemi la domanda. La verità sono stato operato, no? Giusto? Sì. E vorrei sapere domani la risposta è nata qui, è tutto a posto, no? Questo vorrei sapere. Allora andiamo a verificare se andrà tutto bene. Non posso. Vedete il mio curante, già vedete come sono asciutto tutti gli accertamenti, tu capito? Signora bella, voglio usarti bene, ma a me mi avrete con cammas bianco in cuore, questa è una giacca, mica sono un dottore con cammas in cuore. Vedete come
Allora, fermatemi quando volete. Fermate, basta. Se andrà bene, non vi dovete preoccupare più di tanto, è un problema risolvibile che va risolto dai signori medici. Ok. Va bene? Va bene, arrivederci. Arrivederci signora. Allora, dice l'amico Francesco Magro da YouTube, maestro, quanta pazienza ci vuole? Carissimo Francesco, di pazienza ce ne vuole tantissimo perché il mondo è un manicomio, credimi. La gente è così stupida che vuole sentirsi dire le cose che loro vogliono sentirsi dire. Quindi se tu vai a dire a qualcuno che ti chiama, vai a dire quello che vuol sentirsi dire, mamma, rimangono contenti come i pazzi. Pronto? Buongiorno. Salve. Anna. Ditemi, signora. Prego. Allora, io sono nata il 15 settembre dell'81. Vorrei sapere, siccome mia mamma ha avuto un incidente, no? Sì. Non era in salute. Noi stiamo aspettando dei soldi. Però l'avvocato dice sempre, questo mese, l'altro mese, posso sapere se per maggio arrivano? Allora, gentilmente mi devi dare la data di nascita di mamma. Però mia mamma è morta, non fa niente. Allora, dammi, ma chi è, i soldi a chi devono arrivare? A te? Ai figli, ai figli. Ai figli? Allora, dammi la data di nascita anche la tua. La mia 15/9/81. Quella di mamma? 17/8/60. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Sì. Basta. Ok. Soldi ne vedo, stanno qua, ci sta anche la carta dell'angelo e la carta della ruota della fortuna. Sta a indicare che i soldi arriveranno, ma devi starci addosso all'avvocato perché sto avvocato è troppo mush. È troppo mush, ma mamma hanno uttarre. Una domanda posso fare, giusto? Sì. No, puoi farmi. Volevo chiedere, però. Puoi chiedermi anche qualcosa. Dimmi. Allora, io ho fatto il 730. Sì. Sono mamma di 5 figli, allora uno dei soldi servono. Io ho fatto il 730 l'anno scorso. Però sono andata pure all'agenzia delle entrate a Catoria e mi dissero che entro 10 giorni, io sono andata il 31 marzo. Sì. Entro 10 giorni, no, chiamiamo e tutto a posto. Vuoi sapere almeno se questo mese mi arriva quello? Vediamo. Grazie. Prego. Fermami quando vuoi. Sì. Va bene. Massimo per il mese entrante, ma arriveranno. A maggio? Da adesso a maggio. Ok, grazie, mi avevo gentilissimo. Ma figurati, un abbraccio, stammi bene. Grazie. Ciao. Linee libere per chi vorrebbe parlare col sottoscritto in questa live, mia compagnia fino alle ore 17, ma alle 16:30, attenzione, tra poco, tra non molto, farò una seduta speciale per liberarvi da negatività e malocchi. Basta che seguite quello che vi dico io, fare come dico io e vi metto a nuovo, come si usa dire. Quindi dopo, tra poco vi dirò io quando, quindi rimanete in ascolto. Allora, le linee sono libere per coloro che vogliono parlare con me.
Liberare una persona da negatività e malocchi è semplicissimo, ok? Quindi tra poco andremo ad effettuare questa seduta speciale, particolare. Provare per credere, provare per credere. 345 630 81 72. Salutiamo l'amica dei cuoricini. Fatemi vedere tantissimi cuoricini, facciamo crescere questa pagina, facciamo allargare sempre di più il cerchio di questa comunità. Pronto? Sono sempre io, Saranna. Sì. Siccome mio marito lavora fuori, no? Sì. È partito da poco. Sì. E abbiamo iniziato da zero. Sì. Potete vedere se il lavoro lava tutto a posto. Come no? Vediamo. Ma quando è nato tuo marito? Mio marito è nato il 12/9/73. Sì. Michele. Allora, fermami quando vuoi. Sì. Senti, per me le carte mi danno risposta positiva, andrà benissimo, stagli vicino spiritualmente, fallo sentire al sicuro perché andrà tutto bene. Grazie, ero un po' preoccupata perché ho avuto un intervento da poco, però è riuscito tutto a posto. Non ti preoccupare, l'unico problema sei tu perché ci tiene a te e quindi ha paura di stare lontano. È la verità. Sì, lo so, grazie. È la verità. Non posso chiedere più. Gioia mia. L'ultima cosa. Dimmi, dai. Ti prego, adesso mia figlia che gioca a calcetto femminile. Sì. Posso vedere se è frutta perché vedo un po', non lo so, la collaborazione, delle persone perché non pago niente. Vediamo. Questo sogno di mia figlia che vado a vedere già da un'altra parte, capito? Vediamo se. Ma tu non devi pagare niente. Non ho capito. Il talento non si paga, tu non devi pagare niente, se no va a finire però che. Se no lo tolgono tutto da me, io ti ho sentito la mezza voce. Ti ho capito, però qua ci sono i lupi in agguato. Per il calcio particolarmente, per il canto ci stanno lupi in agguati. Perché mia figlia è bravissima. Quanti anni c'ha tua figlia, che segno è? Allora, mia figlia è nata il 25/5/2005. Penso, giusto? Ok, sì signore. Il 25 maggio. Fermami quando vuoi. Basta. Andrà avanti. Quindi conoscerai, vedo qua la conoscenza di una persona che ti darà una mano. Meno male almeno questo, grazie. Auguri, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, linee libere, vediamo chi ci chiama, vediamo chi desidera parlare con il maestro Cleo per avere una consulenza in questa live. Non vi muovete perché alle 16:30 all'incirca faremo la seduta di liberazione del malocchio e negatività. Pronto? Salve. Prego. Salve, allora, niente, vorrei sapere economicamente se ti riprendi economicamente, perché me ne sta dando una buca praticamente. Tocco a perdere. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io ho 48 anni e sono gemelli. Sono del 15 giugno del 73. Sei gemello come me. Ma miseria, andava sempre tutto bene, poi non mi va più niente bene. Mi ero simile, quando mi sono divorziato sto yendo solo a perdere. Andiamo a vedere, dai, fermami quando vuoi. Ok, adesso. Pronto? Sì, sto qua. Andiamo a controllare. Vedo tanti progetti aperti, nessuno di quello portato avanti, a termine.
il trionfo mi esce. Il discorso è che comunque devi, la prima cosa che fanno poche pulizie intorno a te. Bravissimo, mamma mia. Perché ci stanno troppa gente che ti sfruttano e ti vogliono vedere sotto sopra. Lo so. Poi ci sono altre persone, famiglie e fuori famiglia, che si avvicinano solo per ricavare da te positività, perché tu sei una fonte di energie positive. Quindi vedo un progetto che andrà a realizzarsi, ma per fare ciò devi estraniarti a fa come mula, a camminare che paravocchia a caialla. Lo so. Purtroppo sono una persona troppo buona e quindi a volte non riesco. Lo ero anch'io buono come te, carissimo amico mio. Ora non più. Infatti sto rovinando la vita proprio sempre per pensare agli altri. No, gli altri non fanno niente per te, sono solo approfittatori. Ricordati che più di te non ti vuole bene nessuno. Questo l'ho capito. E nessuno dice la faccia che pare più bella di me. L'essere umano si è imbastardito, è cattivo, capito? O ti adegui e diventi col cuore duro, o si do fai mala fine. È vero, hai ragione, infatti questa cosa devo cambiare. Bravo. No, vabbè, secondo è colpa mia, sono io che ho fatto molte scelte sbagliate, ho fatto un sacco sì, ma perché tu stessi di troppo agli altri. Ha ragione che la capa tua. Infatti. Ok? Ci sentiremo in privato perché poi ci sentiamo in privato. Come no? Grazie, arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Prego. Allora, avete capito che cos'è la professionalità? O vi piacciono quelli lì che vi chiedono donazione, quelli che vi raccontano tante frottole, quelli che vi minacciano? Perché qui su TikTok stanno anche cartomanti che minacciano, attenzione. Parecchi si sono lamentati nel privato con me. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera signora. Gentilmente volevo farle una domanda. Prego. Allora, io ho litigato di brutto con un uomo, volevo sapere se questa situazione è chiusa oppure se vede che mi ricontatterà. Quanti anni c'ha lei signora? Io 50. Segno? Bilancia. E lui invece? 50 Toro. Andiamo a vedere. Grazie. Prego, mi fermi quando vuole da questo momento in poi. Stop. Ok. Allora, si farà sentire, ma non subito, deve aspettare che si calma il tutto per poter poi farsi avanti. Vedi il trionfo e vedo la carta del riavvicinamento di nuovo. Va bene. Va bene signora? La ringrazio. Buonasera. Buonasera a lei. Grazie. Signora, prego. Allora ricordatevi tutti che tra poco ci sarà la seduta di liberazione di negatività e malocchio, quindi seguitemi attentamente perché dopo andremo a fare questa seduta. 345 630 81 72 per coloro che vogliono comunicare con me. In questo momento potete chiamarmi. Linee libere.
Vi ricordo che nel privato potete chiamarmi per avere una consulenza privatamente, il costo è di 30 euro senza limiti di tempo in privato. Poi ricevo anche da vicino in provincia di Caserta e mi reco a domicilio in qualsiasi parte d'Italia. Quindi per coloro che vogliono incontrarmi da vicino possono tranquillamente farlo fissandomi un appuntamento o chiamandomi in privato e ne possiamo parlare. Mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore per le persone che vogliono salvare un matrimonio o una unione sentimentale. Allora, 345 630 81 72 per parlare in questo momento con me in linea diretta. Abbiamo disattivato i commenti, quello di commentare non è il mio motto, assolutamente, non perdo tempo né a leggere commenti né a rispondervi. Chi vuole avere a che fare con me, solamente telefonicamente parlando, con la massima serietà, professionalità e rispetto soprattutto. Io rispetto a tutti, rispetto alle persone gay, rispetto alle lesbiche, rispetto a tutti, perché ognuno della sua persona ne fa quel che vuole e va il mio massimo rispetto per tutti. Vediamo la prossima telefonata se ci sarà, in mia compagnia fino alle ore 17 più o meno. Tra poco andremo ad effettuare questa speciale seduta. Tutti voi che volete fare questa seduta di liberazione di negatività e malocchi, dovete preparare una sedia perché vi dovete sedere comodamente e dovete stare da soli, dovete allontanare ogni rumore, ogni persona intorno a voi. Se c'è qualcuno, se avete i figli in casa, allora andatevi a chiudere anche nel bagno, dovete stare da soli, se no non possiamo fare niente, avete capito? Questo è per quanto riguarda la liberazione di negatività che tra poco andremo ad effettuare. Allora, al momento voglio vedere un po' 2 minuti di cuoricini. Forza, tappa sul monitor, sulla mia fronte, e facciamo aumentare i mi piaci, facciamo crescere questa bellissima comunità. Io chiamo questa bellissima comunità di questo bellissimo profilo. Grazie tutti insieme, forza, 1 minuto di cuoricini, tap, e dopo andremo ad effettuare questa seduta. Intanto cominciate a preparare una sedia. Tra pochi istanti faremo questa seduta e dopo andremo con le telefonate, va bene? Quindi andremo a liberarvi da negatività, malocchi, a tutti voi che ne avete bisogno. Ancora un po' di tap, dopodiché andiamo a rispondere prima a una chiamata. Pronto? Buonasera, mi scusi, posso fare una domanda? Sono Veronica. Prego Veronica, dimmi. Allora, io veramente vorrei sapere se mio figlio è Domenico. Sì. Diciamo, la situazione che vive non mi dà tranquillità. Volevo sapere più o meno che sta combinando. Allora, vediamo subito. Suo figlio Domenico quanti anni tiene? Che segno è? Allora, è Scorpione, è nato il primo 1/11/99. Andiamo a verificare. Mi fermi quando vuole da questo momento in poi. Ferma. Ok. Allora, signora, suo figlio dovrebbe fare un po' di pulizia di amicizia. Sì. O stanno portando a mare con tutti i panni, signor, si dice a Napoli. Quindi vostro figlio è ancora salvabile. Dovete stargli addosso, ve lo dice un padre, come perché anche io sono un papà, anch'io ho dei figli e ve lo dico col cuore.
quindi stategli addosso perché suo figlio pratica troppa cattiva compagnia o stanno portando a mare per tutti i panni. Ma io lo so addosso, non so più che farlo. Signora, non so più che cosa devo fare. Signora mia, ditemi voi. Io vi ho detto... No, io volevo sapere se questa continuazione che io ti sto dietro, non pure io, vuoi che mi penso con la visti, vuoi che mi porto, e poi ti l'anno prossimo. E ve l'ho detto, Sempre che lui cambia. Ma che non deve niente da cagnare, signor, dovete... Quando succedono queste cose, sta tutta aperta, niente da guadagnare. Hai da 70 tavolini e c'è da dice, senti, ma tu devi pensare, io ti fatti a te, devi pensare che sono scemo. Allora che vuoi fare? Vuoi mettere la capa a fare bene o no? No, però è fatto di lavorare in un lavoratore. Sì. Però quando capito venire, sì. non capisco niente più. Signor, deve allontanare le amicizie, dovete farglielo capire col buono, no? Col buono. Posso dire un'altra cosa, che è possibile? Ditemi. Ma una ragazza come te, una ciappa? Una ragazza? Come si dice? Ma ci vuole tempo, signore, ci vuole tempo, perché come stiamo, trova una guaglione peggio di isso. Che fa? Senza calma prima che cervello. Ok? Vuoi dire che ci riesco se sono tempo con capa? Glielo dovete agire con dolcezza e tranquillità, mai con aggressività, va bene? Mi credete? Sì. Scusatemi, avete ragione, scusatemi, non posso sfruttare il telefono. Talmente che stende una pazienza. Lo so. È l'unico. Signor, vuoi che acchiappano o asci? Mamma mi vuol giù, non da fastidio. Addirittura ieri sera ha detto mi stai atterrando. No, pochi pazienza, signor. Usate la calmezza, non vi preoccupate. Dio è grande. Va bene, la ringrazio. Arrivederci, signore. Allora, adesso facciamo la seduta di liberazione di negatività, però dobbiamo mettere il telefono fuori posto, se no va a finire che non possiamo effettuare sedute. Ecco qua, così stiamo a posto, grazie di Dio, così possiamo operare. Allora, da questo momento in poi andiamo a liberare chi lo desidera di negatività e malocchio. Allora datemi attenzione e datemi ascolto. La prima cosa, prendete una sedia, sedetevi comodamente, dovete stare comodissimi, sedetevi, allontanate ogni rumore. Se ci sono figli in casa, mettete nel bagno chiuso, da soli, signori, dovete stare da soli, se no non possiamo completare. Ecco, sedetevi, io vi do il tempo di sedervi e fate quello che io vi dico. State comodamente seduti, comodi. Vediamo un po', aspettiamo ancora un minuto per effettuare questa seduta di liberazione di negatività. Ecco, se vi siete comodamente seduti, io conto fino a 5, al numero 5 chiudete gli occhi, attenzione, al mio numero 5 che io conto chiudete gli occhi e non dovete aprirli per nessuna ragione. Seguitemi attentamente, abbiate fiducia in me. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudete gli occhi, teneteli chiusi. Ora portate il vostro pensiero, la vostra volontà, il vostro cervello, portatelo sulla vostra spalla destra. Concentratevi sulla vostra spalla destra. Seguitemi attentamente.
Ora portate il vostro pensiero alla spalla sinistra. Con massima concentrazione. Ora portate il vostro pensiero al gomito sinistro. Ora al gomito destro. Vedete che da questo momento in poi comincia a aumentare il calore addosso a voi. È quel calore che porterà via le negatività, il malocchio e qualsiasi malessere. Ora concentratevi sul polso sinistro. Portate la volontà al vostro polso sinistro. Ora al vostro polso destro. E scendiamo giù man mano, portando la vostra volontà, il vostro pensiero, all'anca sinistra. Ora all'anca destra. Ora portate la vostra volontà e il vostro pensiero al vostro ginocchio sinistro. Ora al vostro ginocchio destro. Ora al vostro piede sinistro e al vostro piede destro. Ora ripetete insieme a me: opus sia, male va via. Ora io conterò fino a 5, al numero 5 aprite gli occhi e fate una preghiera qualsiasi, una qualsiasi. 1, 2, 3, 4, 5. Aprite gli occhi, fate una preghiera qualsiasi e alzatevi lentamente, piano piano, perché vi girerà un po' la testa, ma è normale, ma vi sentite liberi e leggerissimi. Fate la preghiera, io nel frattempo attivo il telefono e potete chiamarmi per testimoniare come vi sentite. Ecco, allora tutti voi che avete fatto questa seduta potete chiamarmi e mi dite come vi sentite, se è stata utile e se la coscienza vi dice di ringraziarmi, fatelo, chiamatemi per i ringraziamenti. Grazie. Tre 345 630 81 72 per parlare con me. Pronto? Sì, ciao, tutto bene, ho fatto la seduta, sono Donatella. Come ti senti adesso, Donatella? Guarda, mi sento molto leggera, mi ha dato questa sensazione qui. Grazie a te allora, grazie della telefonata. Senti, nell'occasione ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Allora, siccome avevo fatto anche un consulto con te, e ti ricordi? Non posso ricordare. Vabbè, mi avevi dato 10 giorni di tempo, quanti
giorno fa per il rientro di una persona, Sì. il ritorno di una persona. Volevo vedere a che punto è la cosa. No, il consulto vale sempre il primo, quindi non possiamo andare a vedere ogni tanto per la stessa domanda. Capito? Perché le carte hanno la durata di un mese. Ah, ok. Allora niente, insomma, contiamo su quella informazione che mi hai dato precedentemente. Va bene. Grazie. Ciao, stammi bene. Ciao. Ciao. E ringraziamo Donatella, linee libere al momento per parlare con me in questo istante, e per i ringraziamenti, se ve lo dice la coscienza, se no fa niente. Pronto? Sono Antonella. Sì? Hai ragione, io ti seguo sempre, mi sono sentita proprio libera, veramente. Grazie della testimonianza. No, ma è la verità, mi sono sentita proprio leggera, anche perché ultimamente mi stanno succedendo troppe cose. Ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Volevo sapere qualcosa sull'amore. Sì. C'è un compagno? No, mi sono lasciata da pochi mesi. Io sono vedova, per farti capire. Poi ho preso una storia, sono stata 7 anni e poi l'ho lasciato io. Allora, vediamo se trovi la persona ideale? Sì. Allora, gentilmente, quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io sono nata il 16/4/74. Sì. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ti puoi fermare? Stop. Sì, andiamo subito a verificare. No, perché io non ti vedo in questo momento. Lo so. Allora, incontrerai la persona giusta, la persona ideale, ma vedo già un amico che ti sta intorno che fa il pazzo per averti. Lo so, è un bravissimo ragazzo, ma veramente un gentiluomo. È la verità. Allora, vedo anche lui, ti dico la verità, è un amico di mio marito. Sì. Devo dire la verità. Io non lo sapevo, lo dicono le carte, non è che io sapevo. Sei in gamba, lo so, cioè siamo amici, io penso che siamo amici. Ma quello so, è un amico, ma sta a fare il pazzo per averti. Ed è un bravissimo ragazzo, la verità. Però il pensiero ce l'ho pure io, però non so se è sicuro o no. No, lui ci tiene a te e vuole raggiungere il suo scopo. Io infatti ho 2 figli e lui ha 2 figli. Perciò questa è la ricetta. No, io pensavo solo in un'amicizia che provava con me, la verità, come io provavo, diciamo, un'amicizia per lui, però basta che un giorno che non ci sentiamo. L'amicizia tra un uomo e una donna non esiste. Lo so, però abbiamo intrapreso questa amicizia. Guarda, forse non ci credi, al mondo d'oggi è un po' difficile fidarsi o di un uomo o di una donna, è la stessa cosa. Sì. Non ti dico solo di uomini. È vero. No, è la stessa cosa, non dobbiamo dire colpa sempre agli uomini, neanche alle donne. Sì. Io sono una donna. Ma vedi, ma allora l'amicizia, ti faccio capire, tra un uomo e una donna è un'amicizia che c'ha sempre poi lo scopo suo. Anche se vi sentite 10 volte al giorno, è bello anche comunicare, raccontare i fatti della giornata. Infatti lui mi comunica cosa ha fatto, cosa non ha fatto, la stessa cosa io. Capito? Per questa amicizia si abitua uno con l'altro che non potete fare. Parole, tu mi dici che tra me e lui ci sarà un futuro? Sì, signore. Wow, sono contentissima perché mi piace come persona, ti dico la verità. Perciò. Mi piace un sacco. Ok. Mi posso fidare di lui. Vai tranquilla. Grazie, sei stato gentilissimo e voglio dire a tutti che comunque è la verità quello che dici. Sei l'unico che mi piace che sta su TikTok. Grazie di cuore, grazie. Tua moglie, mi sembra. Grazie, sì. Ok, ciao. Ciao, stammi bene. Ciao. Ciao. Allora, linee libere.
mancano ancora un po' di minuti. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. La posso chiedere un'informazione, cioè posso chiedere una cosa? Prego. Devo dire l'età, non c'è bisogno soltanto l'anno. Quanti anni c'hai? Io 47, sono del 74. Che segno sei? Bilancio. Cosa vuoi sapere? Se la conduzione della mia vita, se andava bene o andava male, questo. Carissimo amico mio, per un consulto completo, perché si tratta, la tua vita non la posso vedere in 30 secondi. Ho capito. Capito? È umanamente impossibile. Per un consulto in privato, per completare, per sapere di tutto la tua vita, c'ha a mettere una mezz'oretta e io devo vedere le cose come vanno. Capito? Però io mo ti accontento per vedere se ci sarà un buon cammino. Vai. Fermami quando vuoi. Ok. E andiamo a controllare. Allora, c'è da un po' di tempo che le cose non vanno bene a carattere finanziario e a carattere di fortuna. Però ti posso dire che le cose si aggiusteranno man mano. Questi sono sbagli che hai commesso tu, che ti hanno portato un pochettino fuori strada. E ti riprenderai. Piano piano ci sarà il sollievo, ma non è una cosa che paff te risolvi. Ci vuole un po' di tempo. L'importante è che si risolve tutto. Si risolve, però devi andarci con molta cautela, perché ripeto, ti si fatta troppo facilmente. Capisci a me? Sì. Va, me la ringrazio maestro, ci sentiamo più avanti. Arrivederci. La ringrazio, arrivederci. Ognuno di voi per me siete un libro aperto. È chiaro, questo vuol dire essere professionisti. Ognuno di voi per me siete un libro aperto. Quindi non ci sono misteri. Pronto? Abbassi il volume del telefonino. Pronto, mi sente? Adesso sì, mi dica signora. Posso chiedere una cosa? Prego. Volevo sapere se ci sarà una storia seria tra Erika e Fahim. Allora, sei te e... Erika e Fahim, una storia seria. Mi devi dare le date. Allora, Erika il 25 febbraio 2004, Pesce. Mm-hmm. Fahim il 9 ottobre 2003, Bilancio. Fermami quando vuoi. Va bene così. Allora, le carte ti dicono che serio per un futuro insieme non ne vedo. È un qualcosa che andrà avanti per un certo periodo di tempo. Dopodiché rimarrà solo una delusione. Ok. Questa è la pura verità. D'accordo, la ringrazio. Arrivederci, signora. Arrivederci, gentilissimo. Prego. Ultima telefonata, vediamo chi la fa. L'ultima, ultima telefonata, poi stop alle chiamate. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Volevo sapere se riesco a vendere casa. Sì. Cambierò casa. Vediamo quanti anni c'ha, che segno è, signora. Sono della Vergine e ho 49 anni. Allora, la domanda è se riesci a vendere casa. Sì, dovrei cambiare casa. Mi fermi quando vuole da questo momento in poi. Va bene.
Ok. E andiamo a verificare. Riuscirà a vendere casa, ma non in quest'anno, signora. Ma riuscirò però? Sì, riuscirà, ma non quest'anno qua. Auguri, grazie. arrivederci. Grazie. Prego, signora. Ed era l'ultima telefonata. Stop alle chiamate, stop alle telefonate. Basta così. Ci resta solo il tempo di salutarci, perché il tempo è tiranno. Da questo momento in poi chi vuole consulti nel privato mi chiama e fissa un appuntamento. Il costo in privato è di 30 euro. Andiamo a salutare gli amici di YouTube. Un abbraccio, a domani e andiamo